Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Totò Cuffaro al centro dell'inchiesta su appalti pilotati in sanità si dimette da segretario nazionale della Democrazia Cristiana, opposizione all'attacco del governo. Intanto il tenente colonnello dei carabinieri indagato smentisce di aver rivelato a Cuffaro notizie sull'inchiesta. A Capizzi, nel Messinese, una fiaccolata per non dimenticare Peppe, il sedicenne ucciso per errore sabato scorso. Il sindaco: dobbiamo reagire con forza. Il Black Friday della droga. A Siracusa un gruppo di spacciatori proponeva offerte e consegne a domicilio per gli stupefacenti, 3 arresti. A Palermo 26 denunciati. Turni di lavoro massacranti in ambienti troppo caldi. Fu ucciso da un colpo di calore l'operaio di Giarra in servizio su una nave crociera alle Bahamas. Lo ha stabilito l'ultima consulenza del medico legale. Catania, appaltati i cantieri per riqualificare la zona industriale con fondi per 50 milioni di euro. Tra gli interventi la messa in sicurezza del ponte sull'8ª strada. Agrigento, l'erosione costiera avanza e la pista ciclabile di San Leone rischia di sprofondare. Calcio, il Catania domani gioca in casa con l'Altamura, pienone di pubblico al Massimino, Caturano dal primo minuto. Il suo momento arriverà presto, dice Toscano. Il Trapani vince ancora e batte il Picerno per 2-1, decidono 2 gol di Fischnaller. Bentrovati. Dopo l'inchiesta della Procura di Palermo sui presunti appalti truccati in sanità in Sicilia, Cuffaro getta la spugna, si dimette da segretario nazionale della DC. L'ex presidente della regione dunque lascia, ma le opposizioni continuano ad attaccare. Intanto il colonnello dei carabinieri indagato smentisce di aver rivelato a Cuffaro notizie sull'inchiesta. Orazio Longo. L'ex presidente della regione Totò Cuffaro si è dimesso dalla carica di segretario nazionale della Democrazia Cristiana. Dimissioni irrevocabili le ha definite, conseguenza dell'inchiesta della Procura di Palermo sui presunti appalti truccati in Sicilia con la richiesta di 18 misure cautelari all'indirizzo, tra gli altri, dell'ex governatore e dell'ex ministro e attualmente parlamentare Romano, che sul suo profilo social controbatte alle accuse definendole storia di un orrore giudiziario. Ma le dimissioni di Cuffaro poco influiscono sul giudizio che i partiti di opposizione stanno esprimendo nei confronti dell'intero sistema politico. Parlano di una crisi etica e morale senza precedenti. I 5 Stelle chiedono a Schifani di farsi da parte. Il segretario del PD Schlein parla di una Sicilia tenuta in ostaggio dal centrodestra, mentre Alleanza Verdi Sinistra ha organizzato un presidio davanti Palazzo d'Orléans per chiedere le dimissioni di Schifani. Dal canto suo, la presidenza della regione fa sapere di seguire con doveroso riservo ma con rigorosa attenzione la vicenda. Nel centrodestra non mancano però le frizioni. Il deputato ex Fratelli d'Italia Manlio Messina alla trasmissione Il Punto su Telecoloro si chiede perché mai a pagare non sia l'assessore regionale anziché il direttore generale. Se Renato Schifani vuole dare un segnale, dice Messina, rimuova l'assessore che ha fatto circolare il bando e rilancia il guanto di sfida al governatore per le prossime regionali. La mia candidatura sarà certamente in campo se il candidato dovesse essere Schifani, ma se il centrodestra trova l'unanimità su un altro candidato, ben venga, io sarò felice. Magari se questo candidato fosse Nello Musumeci, il grande ritorno, ne sarebbe felicissimo. Uomo 6, è lei, no? Ah, buh. Ancora è un mistero che io non ho mai risolto, no? Se qualcuno me lo dice io le posso rispondere. Sì. Intanto ha respinto ogni accusa Stefano Palminteri, tenente colonnello dei carabinieri coinvolto nell'inchiesta sui presunti appalti truccati. A Capizzi, fiaccolata contro la violenza e per ricordare il giovane Giuseppe ucciso per errore sabato scorso. Sentiamo Francesco Triolo. 1 migliaio di persone, centinaia di fiaccole accese, strette tra le mani di giovani, famiglie, amici, cittadini comuni. Capizzi non dimentica Giuseppe Di Dio, il sedicenne ucciso per errore sabato scorso in piazza, e ieri sera erano in tantissimi anche da altri centri della zona alla fiaccolata che si è snodata per le vie del piccolo paese dei Nebrodi per ricordare Peppe. Il corteo ha transitato anche da via Roma proprio di fronte al bar dove il giovane è stato raggiunto dal colpo di pistola. Le parole di Don Antonio Cipriano. Speranza. Fa che la luce di queste fiaccole non si spenga in questa notte, ma continui a brillare nei nostri cuori come impegno di amore e di memoria. Un dolore di tutti, condiviso con i genitori, il fratello Emanuele, gli amici, i compagni di scuola, cartelli e ricordi di Peppe, nessuna pietà per chi ha spento la sua luce, giustizia per Giuseppe, recitavano alcuni.
Il fiume silenzioso attraversa il paese fino al santuario di San Giacomo, dove il sindaco di Capizzi ha lanciato un nuovo appello affinché venga garantita più sicurezza ai cittadini. Dobbiamo evitare, dobbiamo reagire con forza e quando capiamo che qualcosa non va, dobbiamo aprirci e parlare con chi non doveva. La foto di Giuseppe tra le mani della madre, in prima fila, dietro un paese, una chiesa gremita per piangere ancora una volta, ma anche per testimoniare che Peppe non sarà dimenticato. A Palermo i giovani si fanno intanto promotori di legalità e sicurezza per salvare la città dalla violenza. Il comitato Palermo Sicura, composto da studenti universitari, lancia le sue proposte al sindaco La Galla. Emanuela Corsi. Io sono Fabrizio Landolina, un giovane palermitano come tanti, e sono stanco di uscire a Palermo con la paura. Ora basta, è il momento di dirlo! I giovani non solo eroi negativi al centro di fatti di cronaca nere della Malamovida, ma protagonisti di una rivoluzione culturale e sociale. Giovani che si fanno promotori di legalità, di città più sicure, solidali e accoglienti, facendosi carico di proposte e idee per vivere meglio il territorio. Per questo nasce il comitato Palermo Sicura, composto da studenti universitari con l'obiettivo di salvare la città dalla violenza ed evitare la fuga di altri giovani. Ieri una delegazione ha incontrato il sindaco di Palermo, Roberto La Galla, per illustrare una serie di proposte concrete volte a migliorare la qualità della vita nei quartieri periferici della città, con particolare attenzione ai temi della sicurezza, della vivibilità e dei servizi pubblici. Le nostre proposte che chiedono allo Stato, alle istituzioni, che si intervenga con forza e che si interviene in una maniera socioculturale, quindi ringrazio che ci ha affidato il palchetto della musica, dove lì appunto creeremo delle iniziative socioculturali. Tra le proposte del sindaco l'invito ai giovani a lavorare assieme alla creazione di un progetto sperimentale denominato Angeli della Notte, che prevede la costituzione di cooperative giovanili impegnate in attività di presidio e segnalazione per la sicurezza urbana, anche tramite l'utilizzo di un'app. Sul fronte della sicurezza, intanto, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale al bilancio consolidato, si sblocca l'assunzione di nuovi vigili urbani. In tutto sono 100 gli agenti previsti per il Comune di Palermo. Vendevano la droga riservando promozioni per i clienti, dal Black Friday alla possibilità di consegna a domicilio con un messaggio su WhatsApp. La Polizia di Stato ha smantellato un fortino in via Santi Amato a Siracusa. 3 arresti intanto anche nel Palermitano, invece 26 le denunce per un'operazione partita nel 2019. Francesco Aloi. Avevano pensato a tutto, dalla consegna a domicilio alle offerte del Black Friday, prendi 3, paghi 2. Gli spacciatori di via Santi Amato a Siracusa ce la mettevano tutta per invogliare all'acquisto di droga, un'attività a cui però la squadra mobile ha messo fine. Sono 3 gli uomini arrestati, di 21, 24 e 37 anni, tutti colti in flagranza mentre stavano per vendere le dosi, 190 quelle sequestrate tra cocaina e crack e 10 di hashish, tutte già preconfezionate. I poliziotti hanno trovato anche una pistola a gas, una balestra e più di 1.000 euro. Ma la droga non ha confini, lo spaccio arriva anche nei piccoli centri, come nelle Madonie. In 26 a Petralia Sottana, nel Palermitano, devono rispondere a vario titolo di detenzione, cessione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione dei carabinieri, coordinata dalla Procura di Termini Imerese, era partita nel 2019, quando un extracomunitario fu trovato con alcune dosi di eroina, nascoste in un sacchetto di semolino. Fu un colpo di calore a provocare la morte di Alfio Torrisi, l'operaio trovato privo di vita sulla nave da crociera alle Bahamas dove lavorava. A stabilirlo la perizia medico-legale chiesta dalla famiglia. Giusy Lazzara. Non si è mai arresa in questi 2 anni Giusy Cundari, la moglie di Alfio Torrisi, l'operaio di Giarre nel Catanese, morto mentre era al lavoro sulla nave da crociera alle Bahamas. Lunghe ore sotto il sole, impegnato come falegname, gli sono state fatali. Lo ha confermato l'ultima consulenza medico-legale, che parla di un colpo di calore che provocò un'embolia polmonare e un infarto multiorgano. Ma al dramma si aggiunse anche la macabra scoperta quando la salma era rientrata a casa, svuotata dagli organi
organi e riempita di segatura. Lo aveva scoperto il medico legale, da qui la denuncia alla procura dei familiari e l'avvio dell'inchiesta con l'iscrizione nel registro degli indagati per omicidio colposo del titolare della ditta per la quale lavorava Torrisi e del comandante della nave. Turni di lavoro massacranti, anche di 14-16 ore, denuncia illegale della famiglia. Arriva alle Bahamas, si mette subito al lavoro, sotto il sole cocente, con un indice di umidità altissimo, praticamente schiatta, se l'imprenditore va lì per guadagnare qualcosa, i suoi operai perdono la vita. Questo è inammissibile. I familiari continueranno a chiedere giustizia per accertare le responsabilità di questa ennesima morte sul lavoro. A Catania 50 milioni di euro per la zona industriale, i primi cantieri apriranno tra meno di un mese, tante le criticità da affrontare, su tutti la messa in sicurezza del ponte sull'8ª strada. Tonino De Mano. Appalti per 50 milioni di euro e primi cantieri tra meno di un mese. È il momento della svolta per la zona industriale di Catania, che dopo decenni di immobilismo è destinataria di massicci investimenti per migliorare sicurezza stradale e decoro urbano. Non sarà abbattuto, ma sarà oggetto di un intervento di manutenzione il ponte sull'8ª strada, che versa in condizioni a dir poco disastrose, con infiltrazioni d'acqua, lo vedete, che stanno mettendo a rischio la stabilità della struttura. Il famigerato ponte dell'8ª strada sarà anch'esso oggetto di intervento, probabilmente un intervento di consolidamento, non di abbattimento per come noi in passato abbiamo chiesto, ma è qualcosa, perché comunque sia già consolidarlo, ristrutturarlo vuol dire renderlo più agibile, renderlo sicuro, e ovviamente non si avrà più paura nel percorrerlo e attraversarlo. Centinaia le imprese che assicurano migliaia di posti di lavoro, mezzi grandi e piccoli che si spostano in una zona disastrata, in molti tratti al buio e spesso trasformata in enormi acquitrini dove è impossibile persino transitare. Investimenti strategici per restituire dignità e funzionalità in un'area che accoglie il cuore produttivo di Catania. Questo permetterà chiaramente alle migliaia di lavoratrici e lavoratori che frequentano l'area industriale di poter andare finalmente presso la loro sede lavorativa in sicurezza. Questi finanziamenti sono importanti perché rendono appetibile la zona industriale. E ovviamente questo porterebbe anche sviluppo, occupazione, che per la città etnea sarebbe un toccasana. Sappiamo che la disoccupazione, soprattutto quella giovanile, è a livelli in percentuale altissimi, quindi nuovi insediamenti sicuramente sarebbero ossigeno per la città etnea. L'intervento è il risultato di una programmazione condivisa tra Governo nazionale, Regione Siciliana e Comune di Catania. La consegna dei lavori è prevista entro il 2027. Adesso una breve pausa e poi andremo ad Agrigento, dove il mare sta erodendo la costa di San Leone. A tra poco. Ad Agrigento il mare continua a colpire il viale delle dune a San Leone. La pista ciclabile rischia di crollare sotto la spinta delle onde. Davide Sardo. Il mare è tornato a colpire. Le onde hanno nuovamente aggredito la pista ciclabile del viale delle dune a San Leone, che ora rischia per l'ennesima volta di crollare. Una scena che si ripete, puntuale a ogni mareggiata, con l'erosione costiera che continua a divorare pezzi di litorale. Questa volta però la situazione appare ancora più preoccupante. I danni si sono verificati prima dell'arrivo dell'inverno, quando il mare diventa ancora più impetuoso. La forza delle onde ha scavato sotto la pista, minando la stabilità del manto e rendendo pericoloso il transito pedonale e ciclabile. Mare Amico, che da anni denuncia il degrado del viale delle dune, lancia l'ennesimo allarme. Servono interventi urgenti e concreti per difendere la costa agrigentina. Il progetto di protezione promesso da Regione, Comune e Genio Civile deve diventare realtà prima che sia troppo tardi, perché il mare non aspetta e ogni giorno che passa cancella un altro pezzo del nostro territorio. Con forbici, pettine e passione porta sul podio la professionalità e l'amore per gli animali. Il tolettatore modicano Alessandro Celestre conquista il terzo posto al Romeo Grooming 2025 a Roma, una delle gare internazionali più importanti del settore. Veronica Barbarino. L'eccellenza della toelettatura professionale siciliana si afferma a livello nazionale. Il toelettatore modicano Alessandro Celestre conquista il podio al Romeo Grooming 2025 a colpi di forbici e stripping.
La competizione tra le più importanti gare internazionali di toelettatura a scopo benefico ha visto la partecipazione per la categoria stripping libera di 14 professionisti provenienti da tutta Italia e Alessandro, con il suo lavoro di precisione sullo schnauzer gigante Ethan, ha ottenuto il prestigioso terzo posto. Lo stripping è una tecnica che viene utilizzata su alcune tipologie di cani che presentano il pelo duro. Ad esempio Jack Russell, bassotto tedesco a pelo duro, Schnauzer, presentano un mantello che ha la necessità di essere rinnovato. Ormai è una tecnica poco diffusa perché richiede anni di pratica, richiede una profonda conoscenza del mantello, delle linee e della tecnica. Una disciplina quindi che richiede la massima esperienza e bravura. Dietro questo successo infatti anni di esperienza, tanta passione e un pensiero chiaro. La vera bellezza nasce dal rispetto e dal benessere dell'animale, perché un cane felice è il miglior premio di tutti. E prima di passare al calcio, una notizia appena battuta dalle agenzie: un ciclista di origine polacche di 45 anni è stato investito a Floridi, in provincia di Siracusa. Ad investirlo un'autovettura. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale. Adesso una pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, sconfitta pesante per il Palermo al Menti di Castellammare. La Juve Stabia ha battuto i rosanero per 1-0 grazie al gol nel primo tempo di Cacciamani. Prestazione molto deludente per la squadra di Inzaghi, alla terza sconfitta nelle ultime 4 gare. E adesso parliamo del Catania. Domani giocherà in casa con l'Altamura al Massimino, consueta importante cornice di pubblico. Caturano pronto a scendere in campo dal primo minuto. Verrà presto il suo momento, dice Toscano. Marco Carli. Dopo l'ottobre della rinnovata convinzione con risultati importanti e la vetta della classifica sfumata per pochissimo, il Catania vuole incominciare bene il novembre, che nei piani di Toscano deve essere di consolidamento. Se dovesse andare al meglio con l'Altamura c'è anche la prospettiva di piazzarsi in testa per una notte. A proposito, l'avversario, dice Toscano, va preso con le molle. È una squadra che ha dei principi ben definiti. E per questo questa settimana abbiamo dedicato più tempo alle sedute video, perché hanno dei principi ben definiti e tanti che devi riconoscere durante la partita. A centrocampo potrebbe essere riconfermata la coppia Quaini di Tacchio, con Corbari in ballottaggio con il primo e Jimenez come alternativa anche in mediana. In difesa c'è Pieraccini, Caturano pronto per scendere in campo dal primo minuto. Sasà sta lavorando bene, anche a Caserta è entrato, ha determinato nel gol, ha lavorato come doveva fare, ha dato il cambio dopo uno spezzone di partita importante a Francesco Forte, che fa un lavoro straordinario. Arriverà il momento di Caturano, arriverà presto. Telecolor seguirà la partita con diretta stadio, collegamenti dal Massimino a partire dalle 14. Alla fine del match le interviste ai protagonisti. Le porte dello stadio saranno aperte alle 12. La società rossa-azzurra, come è successo negli ultimi match casalinghi, ha consigliato ai sostenitori di andare allo stadio con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio della partita. Con 2 gol di Fischnaller il Trapani centra la terza vittoria di fila dopo che il Picerno si era portato in vantaggio al 6° minuto del primo tempo. Franco Cammarasana. Il solito Manuel Fischnaller regalò al Trapani una vittoria, la terza di fila, dopo che il Picerno per buona parte della gara aveva accarezzato il sogno di conquistare la prima vittoria da quando in panchina si è seduto Valerio Bertotto. Dopo appena 6 minuti, infatti, una indecisione tra Negro e Galeotti ha consentito al portoghese Abreu Santos di portare la sua squadra in vantaggio. Da quel momento Picerno ha arroccato dietro e Trapani in avanti, più volte pericoloso con Grandolfo. Il Picerno però in contropiede ha sfiorato il raddoppio con Di Brille al 44esimo e Abreu al 48esimo. Bravo Galeotti in entrambe le occasioni.
Nella ripresa al sesto il Trapani potrebbe pareggiare con Di Noia, ma Marcone, ex di turno, devia in angolo. Il pari giunge al 35esimo, Frison strattona Grandolfo in aria e l'arbitro decreta il rigore che Fischnaller trasforma con freddezza. Al 45esimo lo stesso Fischnaller manca il raddoppio su un cross di Canotto, ma è preciso nei minuti di recupero a trasformare in gol vittoria un cross di Ciotti. E domani il Siracusa riceve al De Simone il Latina. Sentiamo Sergio Colosi. Siracusa Latina in programma domenica pomeriggio al De Simone, si gioca nel segno di Marco Turati. La sua panchina è a rischio, 10 sconfitte in 12 giornate sono troppe per non pensare ad un cambio tecnico e la fiducia a termine del presidente Ricci sembra al capolinea. Turati conferma il 4-2-3-1, 2 dubbi in difesa Bonacchio-Sciapola, sulla tre quarti Gudelevicius-Frisenna. Il Latina con 14 punti nell'ultimo turno di campionato ha fermato la corsa della capolista salernitana. Al De Simone probabile contestazione di una parte della tifoseria e aria pesante dopo il KO nello spareggio salvezza contro il Giuliano. Agli azzurri servono 3 punti per rimanere agganciati al treno del penultimo posto, oggi distante 4 lunghezze. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.